Buongiorno a tutti e bentornati qui a Come puntini puntini, un podcast che parla di persone poco conosciute, forse qualcuna un po' meno, ma che hanno da dire o raccontare storie e qualcosa di magari interessante. Oggi incontriamo un altro caro amico, un vecchio amico, un neopensionato che ha lavorato tanti anni nel sociale, Andrea De Sogus. Vediamo cosa c'è da raccontarci. Quindi buon ascolto e buona visione. Sigla. Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Sei matto, con me tu usi questi metodi dolci, devi essere tosto, mi devi telefonare, mi devi rompere le palle, c'è tutto abbronzato. Ma ti ho detto, esci, sono fuori e quale problema c'è? Ma io Sono un quarto d'ora. Me ne sono accorto un quarto d'ora dopo io. Ma vai a quel paese. Ma guarda quando l'ho aperta. No, che strano, sta facendo mettiti la tardi. cintura. Che strano, sta facendo tardi. Ma Gandù, Francesco è sempre io puntuale. preciso alle 3. Ma infatti ho visto, alle 3 meno un minuto me l'hai mandata, ma io l'ho aperta 2 minuti fa. Come al solito, tu con i messaggi c'è un problema. No, non c'ho un problema, c'ho la certezza che io non li leggerò mai, non è che Devo chiamarti. Dove stiamo andando? Dove vuoi andare? A prendere un caffè di sicuro. No, quello lo prendiamo dopo. Prima ti devi mettere questo. Che cosa devi fare? Cosa sto già facendo? Ah, sta già facendo. Quindi occhio, sei in diretta. No, in diretta, scusa, siamo in registrazione. Però non dire sciamezza perché questa Sì. cosa, Sì. che si chiama è un podcast, Sì. inizia, rec e faccio stop, e quindi non ci sono montaggi, non ci sono pause, quello che c'è, quello che viene. Ma non me lo dovevi dire un attimo No, prima? no, Cioè, tanto non no. stai registrando ancora. Sì. Quindi va tutto bene. Va tutto bene. Da adesso in poi stai attenta a quello che dirai, perché non faccio tagli E poi quello che dico a chi lo mandi? Al mondo. al mondo. Quindi Ma occhio a cosa quello. gliene frega al mondo di quello Io che penso dico che io? può darsi di sì che non ne freghi nulla. Può Ah, darsi di ecco, sì. no, Sono io ne invece sono convinto certo. che sto facendo questa cosa perché penso che potrebbe essere interessante. Potrebbe essere perché anticipo che questa è la terza che ho fatto. Però non è andato in onda nulla ancora, andranno in onda tutti insieme. Se deciderò di farli andare in onda, nel senso che ne ho fatto già, questa è una cosa che, vabbè, potrebbe anche non interessare, però ne ho già fatto due, una non va in onda di sicuro, è venuta benissimo, una meraviglia pazzesca, ma la persona dopo mi ha detto forse è meglio se non la mandi in onda, per motivi suoi, non dico chi è, non dico quali sono i motivi perché non mi va, ma ti giuro è stata meravigliosa, mi rimarrà nel cuore per sempre, e pazienza. Però ovviamente diciamo che è venuto fuori un po' come dire, quando fai una cosa di questo tipo chiedi la liberatoria, chiedi l'autorizzazione, eccetera. Certo. Non è stato un problema di liberatoria, è che dopo che abbiamo registrato un'ora, la persona ha pensato, ma io questa roba che ho detto non voglio che si sappia, ma non per una questione di privacy, ma proprio per una situazione di brigungia. No, nemmeno. Vergogna personale. Nemmeno vergogna. No, proprio perché non ha avuto paura, probabilmente con tutte le sue ragioni che rispetto, che quello che la figura che non la figura come uscita potesse influenzare o inficiare nella sua futura carriera professionale, che in effetti perché avrebbe potuto dire ma come è una persona così e dice queste cose così e colà, ho capito. Ma ti giuro, non ci ho minimamente pensato perché è venuta di un bene, è stato bellissimo e veramente, vabbè, ce la guarderemo io, lei e altre, o lui e le altre 10 persone a chi la farò vedere. Quindi, chiuso. Ciao, presentati. Sì. Io ho detto chi sei. Tu sei. Ho fatto una presentazione, tu sei. Sì. Io sono. Devi dire. No, certo. No, tu sei fuori dalla grazia di Dio. Io sono un animale
che sta fuori da queste cose in una maniera terribile. Mi devo presentare, ma immaginati se io ho mai pensato a come mi dovessi Non ti hanno mai presentare. intervistato? Mi hanno intervistato, ma io l'ho sempre messa In contesti professionali? i contesti. Ah. No, l'ho sempre messa un po' sul ridicolo, nel senso che... Ma mettila chi come mi devo- vuoi, anche qui sei cosa mi libero di devo- metterla come vuoi. Ti dico cosa ho detto, così yeah. ti do il là. Ho detto che ovviamente ti chiami Andrea, le yeah. chiavi, togliele da lì che fanno un chiasso. Il tuo nome e cognome, Andrea De Sogus, ovviamente per chi Certo. non ti conosce, che sei felicemente in pensione e che hai Sì. lavorato decenni e decenni nel sociale. Boh, non ho detto altro, che sei un caro amico ovviamente, che ti conosco ormai da tanto tempo, purtroppo, ma non diciamo il perché, però vabbè, è stato un piacere rincontrarci e rincontrarti dopo tanto tempo e aver avuto un'opportunità di collaborazione di cui non parleremo, Oh, perché, ok. e niente, quindi continua tu, cosa vogliamo aggiungere? Ma vedi, io sono in un certo modo in difficoltà perché normalmente ho un argomento, un aspetto su cui si vuole discutere e argomentare. Ah, Su di me ci sono tante cose da dire, ma sono tutte cose che poi io penso siano interessanti nella mia di vita, per chi non si so Perfetto. dire. Però ecco, sicuramente se devo dire qualche cosa, l'aspetto di aver lavorato per 40 e passa anni nel sociale e con ragazzi, soprattutto minorenni, che avevano problemi sia familiari che di comportamento. Alcuni avevano solo il problema di avere dei genitori assolutamente non capaci, all'altezza, adeguati. assolutamente inadeguati, e quindi in uno stato di quasi abbandono. Alcuni altri, a causa soprattutto di questo, poi diventavano autori di reato, quelli che in comunità Ecco, precisiamolo, hai lavorato nelle comunità di accoglienza, per nei tanti centri... comunità di accoglienza per minori e per ragazzi con provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Erano i malandri, quando a Cagliari si dice Malandrino. Malandrino, e io lavoravo con i malandri. I miei amici mi pigliavano in giro perché mi dicevano: e tu i malandri come stanno? Hai iniziato giovane a lavorare in questo settore? Allora, io ho iniziato facendo il servizio civile nell'80, conoscendo una persona che poi è stata fondamentale, perché Ettore Cannavera, con cui abbiamo aperto la prima comunità. Lui è stato il precursore, io gli ho fatto da vicepresidente, gli sono stato più o meno dietro per 20 anni. Ettore è stata una figura pazzesca, nel bene e nel male, perché Ettore era non nel male, Ettore era un, tra virgolette, datore di lavoro di una esigenza mostruosa. Dovevi essere al 200% con Ettore, cioè, e questa cosa mi ha diciamo insegnato a esatto, esserlo, ed era uno preparato stimolo. Però era anche uno stimolo molto professionale, cioè ti dovevi interrogare su tutto quello che facevi, formazione a manetta permanente con i migliori. Noi abbiamo avuto la formazione dei docenti universitari romani che venivano a lavorare col ministero, e che Ettore riusciva a rubare per mezza giornata, una giornata, anche 2 giornate, e lavorava su noi educatori, su tutti i nostri vissuti, perché poi il problema non sono i ragazzi, cioè il problema sono i ragazzi, ma fondamentalmente è come tu li affronti, come tu ci convivi, come tu stai con loro, e poi non di secondo piano come tu riesci a lavorare, a collaborare con l'ente pubblico con cui devi collaborare, da cui noi poi prendevamo le rette, per cui il nostro stipendio veniva pagato con... Quindi c'erano gli interlocutori vostri, erano ovviamente i ragazzi che erano i vostri
diciamo, clienti o comunque Sì. le persone a cui destinavate il vostro servizio. Esatto. Dovevate tenerli in casa, quindi fargli vivere una realtà Praticamente familiare. permettergli tutto quello che non gli era stato permesso prima da genitori che non erano In grado di? esatto, e quindi voleva dire le cose, dalle cose più banali alle cose fondamentali. Scuola, tempo libero, proposte di fare musica, fare danza, fare disegno, Attività. qualunque cosa interessasse. E dall'altra la parte fondamentale di ascoltarli, di capire di che cosa avevano bisogno, essere, tra virgolette, bravini come educatori e come comunità. Tradotto, semplificando molto, vuol dire riuscire ad adattare la tua organizzazione alla singola persona, che è un macello, perché normalmente un'organizzazione decide Alle singole persone. alle singole persone, Che sono certo. 20, 10, 15, no, 8. 8 massimo 10. Che non sono Ma pochi massimo comunque. 8 ragazzi, nella comunità piuttosto che avevamo ragazzi che avevano avuto problemi con la giustizia gravissimi, tentati omicidi, cioè ragazzi tosti. E ti dirò, quelli erano i ragazzi con cui, tra virgolette, lavoravi, perché il termine passa così, lavoravi meglio. Perché erano comunque ragazzi che di fronte a una situazione di grosso pericolo, rischio, si quadravano. I più difficili erano quelli i bambini più adolescenti che ritenevano di essere impunibili e quindi pensavano veramente di poter fare e combinarne di tutti i colori, ed era difficile metterli con i piedini Per esempio c'è qualcuno che mi viene in mente questo, io magari ogni tanto ti interrompo, certo. però dico, mi viene in mente questo: chi ha commesso un reato, c'è qualcuno che mi ha detto e mi ha insegnato riguardo l'ascolto delle parti interne a noi, che chi ha commesso un reato, così come quando, diciamo, scopi in qualche modo, hai dato la tua sprangata all'universo, e quindi in quel momento può darsi che possa esserti concesso di essere rimesso lungo i binari, e quindi cercare di avere più la possibilità di capire, quindi si è sfogato, diciamo, è esploso. Chi invece, come dicevi tu, questi ragazzini tutti ancora un po' bulletti, non avevano ancora sperimentato il reato, comunque la situazione violenta, non hanno sperimentato magari le situazioni restrittive, il carcere minorile, non hanno sperimentato le botte degli adulti perché eccetera eccetera, magari quelli sono più pericolosi. Più pericolosi perché totalmente incoscienti e quindi purtroppo capaci anche di commettere cose Lì all'interno. Certo. E quindi anche quelli con cui avevi proprio difficoltà, io dico, a metterli coi piedi per terra, nel senso di riuscire proprio a entrare in rapporto e a spiegare fondamentalmente che la loro vita aveva diritto ad essere vissuta in una certa maniera, con rispetto di se stessi, con la possibilità di permettersi le cose che gli piacevano, quindi vivere un lavoro ma anche un tempo libero gratificante, anziché essere perduta in bullismo, sostanzialmente, banalissimo bullismo, che però poi può essere quello per cui finisci col commettere la cosa balorda, reati la cosa gravi, grave, certo, perché coltelli coltelli e pistole, non è che ne girino tantissimi pistole, ma i coltelli sono alla portata di chiunque, e quindi reati molto grossi verso gli esseri umani, verso se stessi, verso se stessi, assolutamente. Io ho avuto la, tra virgolette, fortuna di fare 40 anni di lavoro tosto. Poi ci sono state tutte le evoluzioni, perché dalla comunità sono passato invece ad attività un pochettino meno coinvolgenti, perché tornare a casa dopo 6-8 ore di turno, a volte anche all'inizio erano anche 12-16 ore consecutive, perché facevi turni lunghissimi e ti portavi tutto quello che avevi vissuto dentro, per cui tornavi a casa comunque con una famiglia ed eri esausto. E allora insomma bisognava anche avere, quindi quelli che chiamano burnout erano
non dico all'ordine del giorno, però insomma Frequenti. periodicamente. Ecco, una delle grandissime cose che noi abbiamo avuto come cooperativa, di cui io addebito a Ettore la grande intelligenza, è stata quello che dicevo prima di una formazione seria, in cui veramente ti affidavi al formatore, in cui dicevi: io in quel momento ho vissuto questo e quest'altro e mi sono comportato così, così e così, perché non avevo alternative in momenti di tensione, ce ne sono stati tantissimi, chiaramente, no? È comprensibile. E questo ti aiutava un sacco, ma non solo nel lavoro, nella vita, perché ti stava dando degli strumenti per affrontare momenti di tensione, e imparavi a conoscerti e a dire: se io mi comporto così, mando tutto in una certa maniera, se io faccio un'altra cosa forse... Ed è stata una esperienza assolutamente interessante e gratificante. Io di errori come educatore a casa mia con i miei figli ne ho fatto una marea, e oggi, visto che hanno tutti quanti più di 30 anni, ci ridiamo molto sopra, ma ogni tanto gli faccio presente che tornavo dopo un certo ore di lavoro, ero stanchissimo e loro erano dei vulcani in pieno, e adesso mi capiscono, perché anche loro lavorano 8 ore, e mi dice: mamma mia, e non hanno figli. E non lavorano in quel settore. E non lavorano in quel settore, però tornano belli stanchi anche loro. Però io sono felice di aver fatto questo. Ma poi c'è stato tutto l'aspetto molto diverso di 12 anni, 15 in totale, di lavoro al Tribunale per i minorenni, sia in Corte d'Appello che proprio al Tribunale come giudice onorario, ed è stata un'altra cosa molto difficile, perché decidere del futuro di ragazzini, era un presente, ma era anche un futuro. E io mi rendevo conto di essere assolutamente un buonista, uno che non avrebbe mai condannato nessuno. Un buonista? Un buonista, sì. All'interno venivo definito così, cioè, per te non bisognerebbe mai, e invece non è giusto neanche quello. La sanzione ha un suo aspetto educativo, però sai, la sanzione del carcere è una sanzione gravissima, quindi... Ma tu parli di sanzione, come dire, qualcosa deve succedere, perché non te la puoi Esatto, passare liscia. esatto. Poi, una risposta ci deve essere. A quello che hai combinato, certo, a quello che hai fatto. Certo. Deve essere... Attenzione, il carcere, quando ho iniziato io nell'80, al carcere minorile c'erano anche 60-70 minori, divisi in sezioni, in cui la sezione di Cagliari non poteva entrare in contatto con la sezione di Sassari. Ma 70 sono molti? Sì, sono tantissimi. Cioè oggi non sono tanti? Oggi, guarda, fino a 4 anni fa, quando io facevo la sorveglianza, venivo mandato a vedere alcune cose, e ce n'erano 6-8. Addirittura? Sì, e neanche tutti salvi. È 1 a 10, la differenza allora, è enorme. che cosa è successo? Che in questi 40 anni c'è stato un andare avanti in materia di giustizia minorile e di educazione, tale per cui si è capito perfettamente che il carcere doveva essere l'ultima soluzione, che tu entravi pischellino, ingenuo, e se ci stavi lì 6 mesi, uno, ti incattivivi, perché comunque, essendo l'ultimo del gruppo, venivi sottomesso in maniera notevole. Deciso. E poi imparavi, e poi incominciavi a idolatrare invece quello che aveva già 16-17 anni e che faceva il capo e il boss. Uscivi da lì molto peggio. Questo si è capito. Contemporaneamente si è dato al carcere una grandissima la possibilità di fare tantissime attività. Negli ultimi 20 anni il Quartuccio aveva di tutto. Io mi ricordo che partecipavo alla serata De André, una volta all'anno arrivavano un paio di ragazzi che suonavano e si facevano le canzoni di De André, per dirne una, ma hanno fatto tornei di calcio col Cagliari, con qualsiasi squadra, hanno fatto veramente di tutto. Però stiamo parlando comunque di carcere, quindi... Però stiamo parlando di carcere. Tu hai detto che ne sono entrati meno nel tempo. Paradossalmente diminuiva il numero di ragazzi e aumentavano le attività. Quando erano nel 60 non c'era un'attenzione particolare. È arrivata l'attenzione particolare e sono arrivati anche la possibilità di fare altro. Negli ultimi anni in cui io ho
lavorato, quindi fino a, diciamo, col carcere, soprattutto 4 e 5 anni fa, c'era quasi il problema di non riuscire a istituire un corso di qualche cosa che poteva essere interessante, perché non c'erano un numero di ragazzi, sai, se ne hai 6, 8, ma poi lo vogliono fare solo in 2, No, è un macello. non puoi organizzare nulla, c'era quasi questo Mancanza ragionamento. di materiale umano per poter Perché fare le cose. in sede penale quello che veniva privilegiato era un'attività di rieducazione che poteva essere: io ti obbligo, che non è mai un obbligo perché poi no, Ti invito non a fare qualcosa. esatto, io ti obbligo, ma in realtà è un invito a farti quel corso professionale, a frequentare quell'attività ricreativa che può essere sport, che è più o meno convenzionata col Ministero, è in raccordo col Ministero per fare delle attività, e quindi per metterti in contatto con, farti socializzare, come si dice, in condizioni seguite, garantite, tutelate, con altri ragazzi, cioè dove c'è anche una certa attenzione a farti stare bene, dove l'agonismo e il vincere non è l'unico obiettivo, perché poi noi li scrivevamo in comunità, li scrivevi a calcio, poi erano scarsi casomai e l'allenatore li teneva sempre fuori. Per noi invece era fondamentale che un po' li gratificassero, che facessero qualcosa. certo, e infatti cercavi sempre, chiaramente, se c'era un briciolo di attitudine a giocare a pallacanestro, cercavi la squadra di pallacanestro dove l'allenatore era un pochettino più, poi è chiaro che quello deve far vincere la sua squadra e non può far giocare i più brocchi, però possono essere situazioni in cui te la giochi, insomma, in cui Quindi equilibri. Diminuzione notevole di presenza di ragazzi problematici in galera. Da diciamo 4, no, c'è stata una riforma, che è la riforma Cartabia, che in realtà invece ha inasprito molte cose, per cui il numero dei ragazzi secondo me adesso è aumentato. Dal mio punto di vista e per la mia storia è una grande sconfitta, perché che il carcere debba essere l'ultima cosa è palese, ma anche per i giovani adulti, per i ragazzi a 25 anni, entrare in carcere a 25 anni per una condanna pesante è il rischio di generare una persona, cioè di aiutare la persona a diventare decisamente più criminale, che è notevolissima. Poi è chiaro che la società deve proteggersi, che ci sono troppe però qui entriamo in una visione, ma infatti vorrei fare una marea di domande, perché adesso che proprio ultimamente sentiamo, sì, perché vabbè, per esperienza vissuta posso condividere quello che hai detto prima, la pesantezza del lavorare all'interno di queste strutture. Ovviamente le tue come altre hanno livelli differenti di pesantezza, di pressione, di rischio burnout, come l'hai chiamato, cioè il rischio di uscire di testa anche tu, di ammalarti di questa malattia. Non è raro che gli non è raro, educatori assolutamente. finiscano in terapia pesante. Certo, però allo stesso tempo penso al fatto che si sta parlando molto di come rimettere in carreggiata certe situazioni sociali. Adesso proprio ultimamente questo discorso degli emigrati che sono ovviamente altro, però sono mollati, buttati in strada, non si capisce se sono mollati o se sono loro che non vogliono fare nulla, perché i centri di accoglienza o comunque le situazioni come le comunità di accoglienza di ragazzi arrivati qua, penso che ci siano, però quelli così sbandati tutti li vogliono buttare dentro una galera, dentro un recinto e chiuderli dentro. Quindi aspetta, adesso vado qua. Questa è la litorale. È la litorale. Quindi penso che la misura detentiva, o comunque non tanto la misura detentiva, ma anche l'applicare sistemi punitivi nel caso di comportamenti, dal punto di vista di un educatore di 40 anni che ha lavorato in questo settore, quali sono secondo te le prassi giuste, ovviamente in generale, non andiamo nel particolare, cioè
Sono buone le case, le comunità, sono buoni i centri diurni, sono buoni le attività che non esistono più, le parrocchie, gli oratori, è buona la strada, è buona c'è bisogno più di famiglia. Come cavolo si fa? Allora, questa è una domanda, è un domandone, domandone da 100 milioni di dollari, come si usa dire. Allora, la sanzione che tu dai ad una persona che ha compiuto una irregolarità, un reato, In generale, esatto, può aver generale, rubato, come bravo. può aver picchiato. Allora, perlomeno a me viene da fare questo ragionamento, non pretendo di essere nel giusto o di aver chissà trovato la soluzione, però un po' come un genitore, tu ti dici qual è la sanzione che meglio risponde a quella persona, quindi c'è un discorso anche quasi personale, la società personale non lo può fare, però il giudice sì lo fa. Il giudice teoricamente lo può fare, no, al minorile senz'altro. Al minorile, La parliamo di quello, perché dopo è un altro ambito. no. La grande fortuna che in Italia c'è e che viene e che per decenni è stata copiata in giro per il mondo, una delle poche cose, è stato il nostro sistema giudiziario minorile, perché comunque guardava il ragazzino, guardava il futuro, cioè guardava il fatto che tu hai di fronte un futuro cittadino e lo devi mettere nelle condizioni di essere il miglior cittadino di questo mondo, anche se ha fatto il balosso, anche se ne ha combinato, anche se. E quindi tutto quello che era per esempio da un punto di vista è stato poi anche copiato all'ordinario, quindi agli adulti, la messa alla prova. Tu dicevi hai compiuto un reato importante, ok? Hai fatto proprio una cosa, però è la prima volta. Il servizio sociale mi sta dicendo che la tua famiglia tutto sommato è sana, non si è accorta di certe cose, è stata superficiale, però è sana. Tutto sommato 6 mesi in ritardo di un anno a scuola, ma se dovessimo punire tutti quelli, cioè c'è un contesto, c'è una situazione che mi dice che quello che è un fatto unico e molto probabilmente non ripetibile, ti do un anno di messa alla prova con delle prescrizioni, col fatto che dovrai essere seguito dal servizio sociale, ma anche da uno psicologo, anche da uno psichiatra nel caso di... C'è un bel gruppo di... Sì, esatto. Ti seguo, se per quell'anno è possibile che tu non abbia... Torna tutto come prima. Esatto, che venga anche proprio cancellato. Ora, il gioco è tutto nel gesto che hai fatto tu. C'è un contesto che, quando questo contesto si crea, è un conto. Quando c'è una condizione di abbandono che continua, perché il contesto non si crea, perché i servizi purtroppo sono quelli che sono, e sono veramente a macchia di leopardo. In Sardegna servizi sociali e servizi sanitari come in giro per l'Italia, cioè tu trovi delle eccellenze pazzesche in un punto della Sardegna e trovi delle assenze totali a 50 km, che però è un altro distretto, però è un altro comune, per cui non ci puoi fare niente. Mamma mia. Questa è la realtà. Poi è chiaro che quello che un po' ti rode è che quello che invece passa è che è la colpevolizzazione totale del ragazzino, che comunque è un rompiscatole, perché voglio dire, prima si parlava del burnout degli operatori, prima si parlava del burnout, del cortocircuito sì. degli operatori che se ne vanno anche in terapia. Guarda che io ho conosciuto ragazzini a cui avrei dato la laurea ad onore in psicologia, perché erano bravissimi nel leggere gli educatori, di capire quali erano i punti deboli, di manipolarseli, per cui un po' se li acchiappavano e poi al momento giusto, bam, il colpetto. E non c'era niente di peggio, perché come educatore, ma io penso anche agli insegnanti, c'hai comunque quello che ti intriga di più, perché è simpatico, c'è sempre la battuta pronta e togo, e quello ti frega in una maniera, e quando ti frega
frega male. Tu metti in discussione tutto il tuo essere educatore, cioè, sono una ciofeca, sono un incompetente, e quindi torni a casa con la fatica del lavoro e anche la distruzione sono io. E anche la distruzione che non solo ti sei stancato, ma hai anche lavorato male. Annina Marraccini. Anni, però ti devo richiamare, lo sai? Infatti, beh, è probabile, la certezza è difficile da dare nella vita in genere, no? Però è probabile che ti richiamo. Sì, che ti richiamo, dai. Vabbè, faccio un annuncio. Anna, ti cerco per questa cosa, vedi? Va bene? Un abbraccio da Dai, me, diglielo. un abbraccio da Francesco Congiu. Aspetta che ti metto in viva voce, vai. Ehi Francesco, un abbraccio non mi basta, che un baffone. Come? Ho detto un abbraccio non mi basta, anche il bacio. Vabbè, ti bacio tutta, ti abbraccio tutta, però ti voglio invitare a fare una cosa. Quando sei disponibile, mattina o pomeriggio? No, vi date il numero di telefono e ne parlate. Ce l'ho voi. il numero. Ah, ce l'hai. Lo sto solo anticipando. Infatti se ti chiamo io, ciao baci. Ciao baci baci. Ciao. Ciao Anni, ciao. Andrea, richiamami. Eia. non ti fidi. Non si fida. Ciao. Ha ragione. Ha ragione. Altro che se ha ragione. No, bella. Ciao. Anche Anna è una bella storia. Sì. Bella storia. È una bella persona, appunto. Poi le storie. Io ho detto una cosa, questo è un esperimento che sto facendo per far parlare le persone, non tanto di storie o altro, quello viene fuori come viene fuori. Mi piace comunque perché ognuno di noi ha qualcosa da dire e molto spesso ci concentriamo tantissimo su personaggi famosi, su quelli che magari hanno dietro chissà quale storia. È vero, perché hanno più appeal. Io sono sicuro che questa cosa che sto facendo se la cagheranno in due, ma non importa, non importa. L'ho pensata, l'ho desiderata, l'ho voluta fare, mo la faccio. Poi quello che sarà, punto. Ok. Adesso, vabbè, tu potresti parlare e potremmo parlare di questo argomento per ore, perché comunque apre una marea E poi io di sono, porte. io sono più che coinvolto da questo punto di vista. Penso che si capisca che sono rimasto contento del lavoro del mio, pur con tutte le difficoltà. Appunto, se possiamo gli dirlo, esaurimenti, esatto. arrivare contento di questo lavoro non è da Sì, tutti, perché sì. ho visto veramente situazioni dove No, certe volte, certi periodi e certi... è stata dura. Sì, ti incattivisci un po', sì. È come non dico come il lavorare in carcere, il vivere in carcere, a volte è proprio duro anche per chi ci lavora, gli agenti di custodia che si suicidano, perché voglio dire, è tosta. Beh, però qui stiamo parlando di quell'aspetto, quell'aspetto che è a margine, perché, come dire, tu hai lavorato in due momenti differenti come educatore delle comunità e come giudice onorario, giusto? Del tribunale, quindi lì conoscevi aspetti un pochettino più legati a quell'ambiente, ma quanto tu hai fatto come educatore mi fa pensare a quanto hai imparato e quanto hai detto una cosa, tornavo a casa e magari i miei figli mi davano un filo da torcere. Ma quanto ti è servito questa esperienza per renderti conto di avere tre meraviglie, per esempio? Allora, ti posso dire che da un lato ho sperimentato con le mie mani e quanto il coinvolgimento affettivo ti freghi, per cui io ho fatto errori coi figli che in comunità probabilmente non avrei mai fatto. Davvero? E facevo degli interventi a casa in cui mi dicevo: che cosa stai facendo? Sì, mi arrabbiavo, intervenivo, non lasciavo parlare, facevo una serie di cose che non avessi mai fatto in comunità. Che in comunità mi dicevo, che mi dicevo, ma tu in comunità l'avessi mai fatto? No, sei stato, vabbè dai, perché il coinvolgimento? Però il grossissimo, quello che ho imparato è che riuscivo a vedermi
nel momento Bravo. in cui facevo queste cose. Dall'alto. E quindi, esatto, sì, un po' dice una terza persona. E quindi capivo anche che dovevo mettermi seriamente a recuperarmi le situazioni, a spiegare bene perché le cose andavano riacchiappate. No, e poi questo è un po' l'iceberg, in realtà tante cose io le ho sapute affrontare proprio perché il lavoro in comunità mi ha aiutato tantissimo, ma ripeto, mi ha aiutato tantissimo a maturare, perché se riesci a essere, se la formazione e la supervisione che fai è fatta bene, ti fidi della persona che hai di fronte che ti invita a soffermarti su alcuni particolari, su alcuni passaggi, cioè, ma forse guarda lì è successo questo anche perché tu l'hai vissuta come provocazione in quella maniera lì, quindi devi anche capire se è vero o se è stato o se sei tu che sei andato, e questo ti aiuta. Perché dicevo prima, fermarsi sul colpevolizzare chi ha fatto qualche cosa serve a liberare la coscienza da una parte, ma non serve a migliorare la società. E pensare che puntare tanto sulla paura, tutto comporta un incattivimento della società. I reati, la pericolosità sociale è diminuita e sta continuando a diminuire, migranti e non migranti, sta continuando a diminuire, gli omicidi diminuiscono e che ne sappiamo sempre molto di più e che fanno tantissima notizia. Detto questo, è chiarissimo che noi dobbiamo stare attentissimi alla sicurezza sociale, e quindi dobbiamo, io qui sono buonista, dobbiamo metterci nella condizione che per esempio il fatto della migrazione avverrà sempre. Io ho avuto ragazzini di 16-17 anni che in tribunale ti facevano vedere gli esiti delle frustate che avevano preso durante il loro percorso per venire in Europa, che ti dicevano che del gruppo di cui erano partiti ne erano arrivati molto meno della metà. Cioè sono cose che non ti possono lasciare così molto, molto tranquillo, e sono cose per cui Frigarindi andiamo... No, ho sbagliato sulla strada qua. L'altra. Per cui per me diventa fondamentale dire li dobbiamo accogliere, li dobbiamo formare, li dobbiamo mettere a lavorare, perché oltretutto ce n'è anche bisogno, anche perché poi la mia pensione qualcuno la deve pagare, capito? Se continuiamo a pensare solo a quelli che nascono da noi, dai residenti, a parte siamo appunto, fregati. Esatto, a parte i problemi lavorativi che ci sono, la mancanza di voglia di manodopera, perché io parlo di voglia, perché veramente lavorare i campi, la terra, fare i lavori più pesanti, vedo sempre meno gente disposta a farli, quindi penso che una grossa mano ce la possano dare loro, c'è poco da fare. Perché, per esempio, conoscevi questi passaggi? No, assolutamente. Li ho imparati Perché da poco. Io poi qua verso Villa Simius vengo pochissimo, proprio pochissimo. Perché per entrare io me ne sulla vado, lo so, tu sei dall'altra parte. Anche perché sta risultando da diversi imprenditori che il ragazzino che doveva fare il cameriere poi non vuole faticare più di tanto. No, non ha voglia di lavorare. Questi che ti dicono, ma noi ne stiamo cercando. È vero, anche i livelli di stipendi sono molto bassi. Li assumiamo regolarmente e poi li facciamo lavorare un pochettino di più. Però io mi ricordo che quando ero pischello, prima di iniziare a lavorare, io ho fatto di tutto. Ho lavorato al Pan Pan di Santa Margherita per 3 mesi e mezzo in piena estate, senza un giorno di riposo, perché il riposo era il passaggio dalla settimana in cui lavoravo di pomeriggio alla settimana in cui lavoravo di mattina, che avevo 24 ore libere, se no 24 ore non le avevo mai avute.
mi pagavano, mi sono fatto una fine estate, perché ho finito di lavorare il 15 di settembre, con un bel malloppetto. Però ti adattavi, cioè ti dicevi, vabbè, però questi sono ragionamenti un po'... No, e no, comunque no, non voglio noi ampliare questi... abbiamo bisogno di insegnare ai nostri ragazzi che bisogna versarsi, che Sì, cioè c'è un problema di che la fatica. bambagia e i Esatto, ma guanciali io sono... apro solo un piccolo spiraglio di ragionamento sulla fatica. Cioè, io mi ricordo che quando avevo 16 anni, 18 anni, non mi ricordo, 20 anni forse, andare a vendemmiare era una cosa pesantissima. Altro Ed che- avevo fisico, ero più magro, allenato, facevo sport, ma fare una giornata di vendemmia era una cosa devastante. Io penso che andare a raccogliere le patate sia altrettanto devastante, perché passa il trattore, ti dissoda il terreno, ti tira fuori tutto. Io l'ho visto perché abito in campagna, quindi... E chi c'è a raccogliere le patate tutto il giorno? Chi c'è secondo te? Ragazzi locali? Ma zero, nemmeno uno. E allora io dico, il problema non è solamente che sono più disponibili a fare questo tipo di lavori, ma questo tipo di lavori, che continua a essere necessario, anche se saltuario però, non è minimamente messo in considerazione di un ragazzino di 18-20 anni disoccupato, che ti dirà: io in campagna a zappare non ci voglio andare, non ci vado, perché la fatica non mi appartiene, quindi... Sì. Questo è Quindi? stato un passaggio culturale che... enorme. che- Culturale, che- bravo, perché dentro le famiglie si sente: Sì. no, mio figlio non lo mando. Sì, Ti racconto questo episodio e poi la chiudiamo su questo argomento, perché sennò mi fa un'altra puntata solo sul lavoro. Ma giusto per chiuderla, agenzia di comunicazione che ho gestito per tanti anni, il bisogno di persone capaci in settore grafica, video, web, eccetera, era costante, anche commerciale, costante. Quindi mandavo questi annunci via giornale, via internet, allora c'era già, e cercando un po' di raccogliere disponibilità. Beh, sai che arrivavano i ragazzi accompagnati dai genitori a fare il colloquio? Ma ti parlo di 10-15 anni fa. Ero già adibito allora. Ma lei, scusi, cosa vuole? No, io accompagno mio figlio. Ma suo figlio non si sa presentare da solo. No, vorrei ascolti, lei rimanga fuori Ma ci il colloquio. mancherebbe. Ma hai capito? Ma quando mai noi abbiamo mai pensato di andare a un colloquio accompagnati dai nostri genitori? Che- ma manco lo sapevano. ma manco sapevano niente di noi, ma per immaginare, giunta quello. Ma dovevi fare... E quindi questo genitore che vuole tutelare il figlio, come? No, figlio mio, questi vogliono sfruttarti. Sai perché? Perché magari gli diceva: facciamo un paio di mesi, 2 o 3 mesi di prova per vedere. Sì. Ovviamente io avrei detto mai a costo zero, un rimborso spese, stipendio minimo, ma la domanda che facevo sempre io: perché ti devo dare lo stipendio se tu non sai fare nulla e devi solo imparare? Quindi vediamo di trovare un modo perché tu possa fare formazione ripagata con un tanto che vada bene a me e a te, perché di fatto tu per me sei solo un costo. Da lì poi un sacco di storie, ma la difficoltà è tanta. Oggi è completamente peggiorato, sempre di più, e quindi ci troviamo di fronte a persone che non sanno fare nulla, che escono dal percorso di studi formativo, Ecco, eccetera. vedi, la mia esperienza con i minori stranieri non accompagnati è Minori? stranieri non accompagnati. Raccontaci questa esperienza, che cos'è? Allora, quando un minore arriva sul territorio italiano per diritto internazionale, quel minore deve essere tutelato dallo Stato dove il ragazzo si trova. Quindi quando un ragazzo senegalese riesce ad arrivare in Italia, ha diritto ad andare in una comunità e ad essere aiutato a trovare la propria strada, ok? Molto in generale. E io sono anni che sto seguendo un progetto con la Garante Nazionale, finanziato dalla Garante Nazionale per supportare i tutori che vengono nominati per questi minori,
perché essendo minore la legge internazionale, ma in quel caso è la legge italiana, dice nessun minore può stare sul territorio italiano senza un adulto, senza un progetto, senza un adulto che lo tuteli, ok? Quindi, che normalmente sono i genitori, no? Quando i genitori vengono definiti incapaci, dichiarati incapaci, viene nominato un tutore che può essere un parente oppure un avvocato, anche per gli italiani. Il minore immigrato ha gli stessi diritti del minore. Certo, uguale, esattamente identici. E con questo progetto io ho visto decine e decine di minori e di comunità che accolgono i minori in Sardegna, e hai veramente uno spettro che è larghissimo, cioè tu trovi veramente, purtroppo alcune nazionalità proprio arrivano sapendo già che c'è un sistema per cui poi spariscono, e quella è veramente brutta. Cioè dove vanno? Vanno in Nord Italia, di passaggio, sì, Nord Italia, e poi secondo me anche dal Nord Italia vanno verso il Nord Europa dove c'è maggiore, però queste sono mie ipotesi. E poi trovi ragazzi che vengono qui e che, come dicevi tu, hanno voglia, cioè loro si metterebbero a fare qualunque cosa, ma hanno anche tantissima voglia di imparare. Ci sono ragazzi che si sono diplomati e che si sono laureati. 2 o 3, vabbè. Però, ta domanda. Però, ecco, voglio dire, la modalità è che dallo stato di straniero, reietto, schifato un pochettino, c'è tutta una volontà di fare tutti i gradini per diventare invece quello che poi le seconde generazioni, quando vogliono, negli Stati Uniti ma in giro per il mondo sono diventate delle eccellenze. Abbiamo visto, gli asiatici che sono arrivati 50 anni fa e poi sono adesso i ricercatori più ambiti, i neri sono diventati, gli afroamericani sono diventati anche loro, cioè trovi veramente di tutto. Poi trovi anche quelli che, abbandonati o che mischini, anche fragili mentalmente, perché poi per superare tutta una serie di esperienze finisci anche col buscarti e farti di tutto, finisco poi nelle varie piazze a ecco, per esempio questo fenomeno di piazza di tutti questi giorni che è proprio sul bocca di tutti, mi spieghi quali sono le dinamiche che avvengono per la tua esperienza? Come mai? Che tipo di situazione sta accadendo, o è sempre accaduta secondo me? Comunque, che tipo di situazione si sta generando? Un abbandono, oppure un fatto che sono tanti, che quindi la riunione in un luogo genera poi territorialità, delinquenza, eccetera, eccetera? No, i numeri... O è un menefreghismo di chi dovrebbe badare a questi fenomeni? Allora, la sostanza è che comunque ci deve essere una presa in carico da parte del sistema sociale dove questi ragazzi avvengono. Una presa in carico vuol dire avere dei soldi, avere dei finanziamenti, avere delle risorse, e non tutti sono d'accordo a spendere risorse verso queste persone. Però attenzione, a parte quel zoccolo duro di tra virgolette delinquenza che però non ha colore di pelle, no, cioè infatti, voglio dire, bravo. Ci sono i perché quartieri, parliamo di questi ragazzini di buona famiglia che fanno i bulletti, nessuno ce ne parlano poco. Bravissimo. Se lo fa un emigrato, wow! Bravissimo, c'è uno zoccolo duro su cui poi tutto il resto, e torniamo sempre lì, sono le opportunità. Però voglio dire, se tu non pensi a poi opportunità fatte bene, cioè c'è stato un periodo quando arrivavano, se parliamo di migranti, quando ne arrivavano, ma dagli adulti soprattutto, decine e decine, che si sono aperte comunità in tutta la Sardegna che accoglievano 20-30 ragazzi, perché era diventata una forma di business. Arrivavano i soldi, che poi non arrivavano perché il ministero non so se poi li ha pagati veramente, penso di sì, ma paga sempre con 1 anno e mezzo di ritardo. Ma tu avevi comunità di 30 persone in vecchi alberghi
non dico exit, ma ricordo, quasi. mi ricordo. Sperdi al centro della Sardegna, lontano da tutto, e questi mischini che erano venuti qui con tutti i disagi che avevano avuto, pensando che qui potevano fare i soldi a palate, potevano mandarli, io parlo di quelli con le migliori intenzioni, mandarli a casa loro, perché oltretutto dovevano restituire tutti i soldi che avevano usato per arrivare qui, perché costa arrivare qua, devi pagare, e si trovavano buttati lì senza fare assolutamente niente, con 1,50 euro fino a un massimo di 5 euro al giorno come paghetta, senza fare niente, che quindi si allontanavano, scappavano, ma poi erano chiaramente allo sbando, e chi non trovava Senza un ingiusto progetto fare di altro si metteva a crescita, spacciare, esatto. si collegava immediatamente con Al quelle. tessuto più delinquenziale Certo. locale. Quindi Dopodiché, senza un progetto lavorativo, presi, un progetto formativo. buttati in galera, perché non hai nessuna alternativa per loro, mica li puoi affidare alla famiglia Devi o spedirli altro. a casa, come Esatto, dicono tutti, li spediamoli esatto. tutti a casa. Ma quando mai? Se poi sono senza documenti, Mamma mia. chi è che ti dice che quello è del Congo, dell'ex Congo, o dello Zimbabwe o del Di chi è? Senegal? E qual è lo Stato africano che accetta? Dice, adesso te li rimando. Ah sì, sono miei. No, dimostramelo che sono miei. Ma documenti non ne ha. Mamma mia. Ma infatti i rimpatri sono nell'ordine dell'1%, cioè roba veramente. Quando sai veramente dove rimpatriarlo. E devi sapere dove rimpatriarlo, perché sennò l'ambasciata non te lo accetta il rimpatrio, ci mancherebbe. Mamma mia. E quindi è una cosa, per carità, assolutamente complessa, che va pensata bene, studiata bene, perché non ci devono essere sprechi, ma poi alla fine diventa una risorsa. Uno, perché hai molta meno gente per strada, e già questo è una sicurezza sociale. Due, perché veramente se tu formi, ma io dico idraulici, elettricisti, Ma che non ne veramente. trovi più, Non ce ne sono lo so più. se è banale qualunquismo dirlo. No, però è una voglio cosa dire, su cui io ce sto n'è battendo bisogno, continuamente. e oltretutto guadagnano bene, perché un buon idraulico si fa pagare più o meno in bianco o in nero, Allora, però si fa pagare. Allora, questa cosa del lavoro, appunto, che c'è, come, se ce n'è, quando mi capita di dare, che qualche ragazzo mi chieda dei consigli, che lavoro potrei fare? Questi lavori, quindi lavori manuali, dove impari appunto a stringere un tubo, a riparare un interruttore, a riparare una macchina, perché no, a riparare un letto in legno, Bravo, c'è o un meccanici, cancello di ferro, meccanici, tutto ciò, carrozzieri. esatto, tutto ciò che manuale sta sparendo. Certo. Di converso abbiamo di fronte un livello di prezzi che sta salendo in maniera assurda. Adesso da poco. È la giusta, dice, c'è molta domanda. Sì, è no, chiaro rotto che- il frigorifero. Chiami, arriva per la chiamata a 50 euro, solo per la chiamata. Tanto che sto pensando, se mi chiedi qualcosa al telefono, ti dico, chiamata, quanto mi dici? 50 euro per la chiamata, ti ho dato un consiglio. È una Questa consulenza. è una pagamento. consulenza, no? Quindi la chiamata a 50 più la riparazione più quello, mamma mia. Non trovi nessuno, quando hai un problema sono tutti straimpegnati, ma per settimane, Sì, a volte per mesi. Sì. Cerca qualcuno per montarti un condizionatore, oltre che ho sentito la cifra che da un tot è raddoppiata nel giro di un anno, 2 anni. Sì, raddoppiata. Sì. Vabbè. Altra Condizionatori puntata sul poi- lavoro, dobbiamo farla. I condizionatori poi sono un argomento, sì. Caldo o freddo? Voglio dire, io dico anche i giardinieri. Giardinieri. Perché trovare un giardiniere bravo. Un giardiniere che sa fare il giardiniere, che sa potare. Perché E quello che è diverso è che i ragazzi che ti dico io, se hanno il miraggio ma se imparo a stringere bene i tubi, dopo lavoro bene, se capiscono questo, si impegnano, si sono impegnano. seri, si buttano dentro, Sì. un po' come eravamo noi, o come erano i ragazzi dell'interno che venivano a scoprire, e che poi sono diventati degli imprenditori pazzeschi, che si sono fatti le case a Santa Margherita, a Villa Simio, era un altro periodo, per però carità, questa mentalità però non era un c'è altro più. periodo. Sì, esatto, non Pensa c'era. al signor, faccio uno spoiler, Yeah. non Naise, ma te lo ricordi dove viene quel signore? Lui racconta sempre, io avevo il carrettino e giravo il carrettino a vendere i
prodotti, non so cosa, girava col carrettino, ha messo su un impero. Erano altri tempi, ma Erano qui, altri tempi e lui ci sapeva fare e molto ci sapeva bene. fare un Ma commercio voglio dire, alternato. senza Però arrivare a quello, però la visione, voglio arrivare lì, ecco, questa visione loro ce l'hanno molto forte. sì, sì. E sono grati se tu gli insegni un mestiere, Sì, sono sì, molto sì, grati. Sì, 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 sì. Allora, questo c'è. Questo ti devo c'è. bloccare, Va non bene, perché sì. è finita, ma perché dobbiamo parlare dell'argomento più Clou. importante, clou, che Eh, non è niente di che. Il caffè. Il caffè Dobbiamo dopo farci. che finiamo, Ah, dopo. il caffè dopo. No, non ci possiamo fermare, te l'ho No. detto. Allora, questo podcast video e quindi vodcast, che si chiama tecnicamente così, c'ha un nome, un titolo, il titolo è A come ... puntini puntini. Quindi ti faccio una domanda, A come? Che ti viene in mente? A come? Veloce. Veloce. Come Andrea, perché mi Eccolo chiama lì, Andrea. egocentrico, Egocentrico, egoico. là è la mia cosa. Invece io ti do un no? altro spunto, perché hai detto una Tonda. parola, Eia. ho detto cavolo, mo dice questa parola, invece non l'hai detta. Cioè? Nella chiacchierata che abbiamo fatto hai detto una parolina che secondo me è importante, tu la consideri Vedi molto che ogni importante. tanto mi frego, vedi? Ti sei fregato, no, Dimmi, una cosa parola scherzi? importante, A come as, As. hai detto una parola molto importante nel tuo lavoro, che lo è stata. Ascolto. Bravo. Figlio mio, Tu sei da A come ascolto. io sono da come ascolto. Sì, mi ci vedi? riconosco molto, A come ascolto, ecco, una cosa di cui io sono molto contento e sono grato a chi ho incontrato nel mio percorso di lavoro, perché poi voglio dire... Chi? Fai il nome? Cioè, partendo da Ettore, continuando con alcuni formatori che Patrizia Patrizi, Gaetano De Leo, ma alcuni colleghi di lavoro, alcuni giudici con cui ho lavorato, magistrati con cui ho lavorato, che sono stati di una umanità pazzesca, perché dal mio punto di vista era banale essere umano, no? Vedere l'aspetto umano del ragazzino, ma anche del genitore che si trovava in difficoltà perché non sapeva che pesci Poveri prendere, genitori. in buona, sì, poi per carità, che proprio in grandissima buona fede aveva fatto degli errori pazzeschi, però in buona fede, per cui era lì che lo vedevi dimagrire praticamente di fronte a tutto quello che era successo al figlio. Però ecco, io devo dire che tante persone sono state fondamentali proprio per imparare ad ascoltare. E poi vabbè, però lì scendiamo proprio sul personale, aver avuto un periodo di vita in cui ascoltare la mia gentile consorte, a lei non piaceva consorte, io lo trovo bellissimo. Bellina, Consorte. me l'hai detta questa cosa della consorte. Che parlava attraverso un comunicatore, per cui dovevi proprio sederti in poltrona E concentrarti. e sapere che si iniziava a parlare, perché col comunicatore una frase che vocalmente componi in 10 secondi, col comunicatore ce ne vogliono 50, ci vuole un minuto, e c'è un minuto di silenzio tra una parola e un'altra. A quel punto imparare anche a stare zitti, a aspettare che arrivi, sembra una banalità, No. ma appena c'è un silenzio immediatamente ti viene spontaneo caricare. E poi ti non viene puoi. spontaneo dire sì, è capitato anche a me, io ho fatto così, e manco hai sentito che cosa è successo all'altra persona, perché già gli stai dicendo quello che pensi tu. Questo avviene molto nella comunicazione normale. Esatto. Quella di cui hai parlato tu è una comunicazione particolare, molto E lì devi... importante lì per è me. anche bellissimo, cioè riuscire, quando ti accorgi di essere riuscito a capire che cosa stava e che cosa ti voleva dire l'altro, e casomai azzecchi anche due paroline messe bene, lì è assolutamente gratificante. Ecco, Ed lì è- secondo ed me tu è hai bello- affinato questa Sì. capacità, questa dote di ascoltare di più. Sì. Ma hai detto bene, le pause. Cioè io vedo tantissime situazioni in cui parli con un'altra persona, stai parlando
hai un attimo di pausa, ma stai pensando, e l'altro incalza e incomincia a raccontarti, sì, ma io, quindi prende la parola. Ma non gliela dovevi lasci. fare così, dovevi fare così. Poi giudizio, mamma mia, no, ma consiglio. fermati. Prima ascolta tutto Ascolta quello che ho da tutto. dire. E a volte vuol dire ascoltare per parecchio, perché Esatto. poi in certe situazioni io per primo mi rendo conto che se il problema è bello vivo, ho da raccontare di tutto di più, e poi c'è l'aspetto che ti racconta chiunque lavori sul parlato, è fondamentale tirare fuori, perché è già terapeutico. Io ti racconto tutto quello che e ho già liberato una parte di quello, me. e poi le domande giuste, perché magari durante l'ascolto è importante non solo dimostrare che stai ascoltando, ma quello pochi hanno la sensibilità di pensarlo e di dirlo, ma devi anche fare domande giuste per andare più in profondità, per cercare di dare una mano all'interlocutore che ti sta confidando un problema, per poter ancora aprirsi sempre di più. Quindi l'apertura continua. Assolutamente sì. Quindi la parola è ascolto. Che altro vuoi dire sull'ascolto? Sì, come hai detto tu in un passaggio, io l'ho affinato, quindi io credo che veramente ci siano fasi della vita di ascolto, cioè a 20 anni hai un tipo di ascolto. Non vuoi sentire niente. Esatto, a 20 anni. Però vedi, ascolti poco, però hai la freschezza dei 20 anni, e casomai se stai ascoltando un tuo coetaneo riesci anche a capirlo al 200%. A 30 anni hai un'altra, a quasi 70 ormai, e hai un altro tipo. Siamo giovani. Sì, siamo giovani. Quando incominciamo a dire siamo giovani, è la fine. È l'inizio della fine. Bella questa cosa dell'età dell'ascolto, continua su questo, è una figata, perché è un po' come a 20 anni nei rapporti sentimentali, uguale. È tutto. E se hai la fortuna di vivere bene, cioè di ragionare su tutto quello che ti capita, sul tuo vissuto, sul perché, sul per come, di ragionarci non in maniera pesante, perché tu ti poi pensi, fare terapia, ecco, io non ho mai fatto terapia, però devo dire che appunto quel tipo di supervisione ti insegnava a dire: fermati un attimo, è quello che poi ti dicevo sui figli, fermati un attimo, ragiona su come hai reagito, ma era la reazione tra virgolette più corretta, o tu avevi per andare avanti e capire meglio che cosa era successo, o tu avevi bisogno di reagire in quella maniera, tu avevi bisogno di tornare a casa, come si dice, no? Il babbo torna a casa e picchia i figli, dice al lavoro è perfetto, è regolare, tutto sorrisi, poi torna a casa e picchia i figli. E allora ti devi chiedere, ecco, se riesci ad avere un po' questa dinamica di interrogarti e di dire: oh, sono un essere umano anche io, le fesserie le faccio anche io, per farne di meno forse se mi interrogo e mi ascolto, anche lì anche c'è l'ascolto, bravissimo, e mi ascolto, forse riesco a farne poco di meno. Sì, io oggi penso di aver affinato decisamente l'ascolto, di averlo, e poi appunto c'è la vita che ti dice, che ti faccia. Io col rapporto con Franca chiaramente ho dovuto, e una delle cose che io ho sempre fatto con anche critiche un po' in giro familiari, è stato ascoltare Franca e fare esattamente quello che lei mi chiedeva. Cioè, per me era fondamentale capire che cosa lei volesse fare, che non poteva più fare a causa della sua malattia. Ma io dicevo: Fra, se tu mi chiedi di fare A, B e C, io posso essere anche completamente contrario, prima di tutto lo voglio capire, completamente contrario, però io farò quello che tu mi dici, perché io voglio rispettare te e rispettare la tua persona, ovvero rispettare quello che mi arriva da te. Cioè, io sono qui che ti ascolto, ma poi quell'ascolto lo traduco in
ti rispetto completamente, anche se mi chiedi una cosa di cui io sono contrario. Se mi chiedi il mio parere ti parlo per 3/4 d'ora di quello che penso io, poi però faccio quello che... Ed è stata, guarda, una elasticità, perché poi Franca dalla cosa più banale, quella persona che finalmente è venuta e ci aiuta e ci solleva da qualche problema, non la voglio più perché non mi piace. Dobbiamo ricominciare a selezionare banalità, però banalità che ti taglia le gambe. Alle cose più importanti, quelle medicine io non le prendo più, quella cosa io non la voglio più fare. Franca, ma quello ti porta a una cosa, non importa, io quello non lo voglio più fare. E rispettare una cosa del genere è stata una ginnastica, per cui dici l'altra persona va rispettata, può dire le cose pazzesche, certo, se non... Questa cosa ti è stata utile nei rapporti normali, fra virgolette, cioè questo era un rapporto particolare durante, ovviamente con tua moglie, durante una malattia parecchio brutta. Queste cose ti hanno permesso di avere migliori rapporti personali normali? Assolutamente sì, cioè nel momento in cui riesci a farne a dargli valore, esatto, a capire e a capire anche perché lì è stata splendida Franca, perché di rimando lei mi diceva grazie, grazie perché è questo quello di cui io ho bisogno, e quindi ti aiutava a continuare in una cosa del genere, e poi mi è servita di brutto per tante altre cose. Quindi prima di tutto il rispetto di chiunque, l'ascolto, e poi la decisione. Chiaro che da giudice la decisione non era quella che volevano loro, ma era quella che pensavo io come più, ma per fortuna anche lì la decisione era collegiale, perché le decisioni si prendevano in camera di consiglio con 4 persone, e quindi anche ascoltare le altre 4 persone. Io venivo preso... Hai mai cambiato idea rispetto a quando sentivi... Stiamo parlando di decisioni collegiali in virtù della tua carica di giudice onorario, quindi di fronte a decisioni nei confronti di minori. Devo dire che ho cambiato idea, però più frequentemente sono riuscito a farla cambiare ad altri. Questa megalomania allo egocentrismo allo stato puro. No, che poi io quello non me lo riconosco quasi per nulla, ma per carità come Andrea, il mio pazzesco. No, cioè se io mi faccio un'idea di una situazione prima di cambiare idea mi devi convincere. Cioè, ci mancherebbe. Però sei disponibile a cambiare idea, questo è il succo, perché io ho visto nella mia vita tante persone che proprio per principio non si cambia l'idea, capito? Per principio, no, se i motivi ci sono tu cambi idea. Assolutamente. Come no? E anche lì, questione anche legata all'ascolto, se tu sei competente in una determinata materia e io vedo solo delle cose, io ti ascolto con grandissima attenzione, io voglio capire bene qual è la tua valutazione, perché mi fido, ecco, poi con te in particolare, ma voglio dire in genere, ecco, questo io ce l'ho, che di natura do molta fiducia, anche per il lavoro che ho fatto con i ragazzini, gliela devi dare fiducia, cioè devi sempre pensare pazienza, che parlare di pazienza. Guarda, la pazienza posso dire più con gli adulti, Bravo. Perché certi adulti Mamma veramente mia. è roba da chiodi, ma la fiducia certo, fiducia a tempo, un'apertura di conto fiduciario. Bravo. A tempo, perché poi la devo anche verificare, devo andare anche a fare a tirare una riga e a guardare la somma di tutto quello che è successo, ed è però è interessante anche, cioè, ripeto, il mio lavoro mi è piaciuto perché tante persone, ragazzi e adulti, però hanno
arricchito la mia esperienza di Bella brutto. la contabilità della fiducia, perché io sono un po' come te, forse peggio di meno o di più, non lo so, perché io la fiducia la do a priori Sì. e poi la tolgo definitivamente se succede qualcosa. Sì. C'è invece chi non la dà mai, aspetta chissà quando, ormai è tutto finito, ma mi sto per fidare, ma è già finito tutto. Quindi non giudico le due posizioni, no. però ritengo che sono due posizioni completamente differenti. Però la contabilità della fiducia mi piace, tiro una linea, dare a avere, entrate e uscite, bellissimo. Beh, Sì. tieni conto che come educatore io poi alla fine dovevo in qualche maniera rendermi conto se, anche perché poi dovevo relazionare al tribunale, ai servizi sociali, e quindi dovevo tirare fuori un giudizio, per carità, il più ampio e il più aperto a soluzioni positive da buon buonista, perché non volevo mai condannare assolutamente nessuno, condannare in senso lato, no? Però sì, la riga la devi tirare e poi guardo, perché poi appunto un adolescente è un figo, nel senso che se C'è ti, un debole per gli se ti, sì, adolescenti, ma se c'è ti un giri debole. poco poco, se ti distrai poco poco, Ti mangia io mi ricordo che il- nelle formazioni che facevo ad altri educatori dicevo: guardate ragazzi, che i ragazzi sono lì pronti a fregarvi. No, ma perché dici questo? No, ma perché? No, tu pensa sempre che sono pronti a fregarti. Tu pensa sempre, dicevo all'interlocutore che mi diceva no, tu ragiona un attimo sul fatto che ti possono fregare, poi gli dai tutta la fiducia di questo mondo, Però sei ma un consapevole, retropensiero lo devi mantenere. lo devi pensare, anche perché nel momento in cui lui ti frega, e ti frega diciamo un po' ripetutamente, tu hai perso l'autorevolezza che invece devi avere, cioè se lui torna poco poco fumato e ti frega perché invece tu non te ne accorgi, lui tornerà fumato tutte le sere. Dice, vabbè, ma che cosa è il fumo, cosa vuoi, ai tempi belli, dice, ma il fumo cosa vuoi che sia? No, puoi anche essere del parere che il fumo sia anzi una cosa importante, ma la devi saper riconoscere, non devi dare l'idea al ragazzo che sia poco uscito. sia poco uscito. Sì. Un fatto simpaticissimo che però è capitato raramente perché era troppo banale, il ragazzino che tornava con un motorino. Dice, E di chi è? È questo. No, ma cosa vai a pensare? No, questo da dove? No, è un amico, è un amico. Me l'ha prestato, è un amico, immagini. No, tu questo motorino lo riporti al tuo amico, hai capito? No, ma cosa vai a pensare? Tu cosa stai pensando? Tu fregatene di che cosa sto pensando. Tu Portalo questo e basta. motorino qui non lo puoi tenere, lo riporti oppure lo dai a me e lo porto io a chi di dovere. No, ma dai, ma cosa puoi pensare? Che perché alcuni erano proprio così. L'episodio più pazzesco, più divertente, più particolare che ti possa ricordare. E la chiudiamo qua, dai. No, Poi vabbè, no, adesso assolutamente non mi viene perché me ne vengono altri che sono un po' trucci. No, trucci no. Ma ce ne sono stati divertenti sicuramente. Ma assolutamente. Cioè divertenti nel senso che comunque... uno bellino è stato un ragazzo, poverino, che si è fatto veramente tanto quartuccio, 16 anni, non c'era tantissimo. 16 anni e metti che si fosse fatto 9 mesi di quartuccio, e quindi insomma era quartuccio, un po' carcere? E quindi era un po' agli inizi, ti parlo degli anni, con la comunità ho iniziato nell'83 e quindi ti parlo dell'84-85. Già pago 40 anni fa. Sì, 40 anni fa, esatto. Già pago, in italiano già è poco. Già è poco. Magari 9 sono mesi qua. di carcere, mischiato. 9 mesi. Ce l'avevamo, ma era difficile anche un po' in alcuni casi contenerlo, perché ormai è diventato anche un giro, per cui lo cercavano anche, perché come minorenne poteva spacciare, fare cose e avere pochissima punibilità. E 2 volte alla settimana avevamo riunione, una settimana tra di noi come equipe, e una settimana arrivava o il supervisore o altri ospiti con cui facevamo un po' di formazione allargata, diciamo. E invitiamo
l'allora direttore del carcere, persona che veniva dal mondo giudiziario, non era un educatore e che quindi aveva un'impostazione tutta sua particolare, però una persona di una umanità notevolissima. E lui in quel periodo stava lavorando in un negozio vicino alla comunità e a luna tornava. La riunione doveva terminare a luna, invece è andata un pochettino avanti e questo ragazzo arriva e chiaramente non può non venire a salutare perché doveva immediatamente fare il togo. Apre la porta, ci trova tutti quanti seduti. Ciao! Su direttore Quartuccio! Boh, chiude la porta e scappa. Tutti quanti siamo sfasciati alle risate. Siamo andati veloce a richiamare, vieni qua, saluta il coso, guarda che è qui per una canale. È venuto per prenderlo. Sincer, che poi non lo posso dire, ma Sincer, completamente, Sincer caga. Su direttore Quartuccio, boom, chiusa la porta e scappato in cucina. Non vedo bene. Vieni qui, vieni a salutare. Che orribile. Questa è una che adesso belle mi varie ricordo. umanità. Sì. Ciao, andiamo a bere il caffè. Andiamo a bere il caffè, sono d'accordo. Grazie. Mamma mia, Ne facciamo un'altra con te? non penso. Già Dai, questa è molto. dai. Già questa è. No, guarda, cioè, se uno un giorno mi dovesse dire ho visto la tua intervista, io mi sotterro. Ciao! Lui non lo so se tornerà, anche se lo voglio. Sono fatto male. He's just a snake